sottopalco Matteo Piasente. È salito per la prima volta sul palco di Pontida il segretario regionale della Lega Nord del Friuli Venezia Giulia, Matteo Piasente. Ha attaccato lo Stato, colpevole di affondare la mannaia sulla testa dei cittadini in un momento di crisi. Applaudito dal popolo leghista, ha poi riacceso i riflettori sulla necessità di arrivare quanto prima al federalismo. È un momento difficile, doloroso. Raccogliamo le preoccupazioni di tanti cittadini che rischiano il posto di lavoro, la disperazione di quanti lo hanno già perduto, imprenditori ridotti sulla strada, oppressi dai debiti con le banche. Sul prato di Pontida l'esercito leghista cerca di trovare delle risposte in un momento per il Carroccio davvero difficile. Divisioni e commissariamenti nella vicina Veneto stanno portando la Lega ad una svolta. Dobbiamo essere uniti, urla dal palco Piasente, solo così possiamo farcela. Le regioni del nord devono allearsi, bisogna percorrere la via dell'alleanza delle regioni del nord attraverso la macro regione. Trattenere almeno il 75% delle tasse nei nostri territori per evitare di sprecare risorse importanti, per far respirare le famiglie e far ripartire l'economia. Gli esponenti del Carroccio in Friuli, dice il segretario regionale, stanno scendendo in piazza per parlare con la gente. Ora c'è bisogno di tutti. Poi le parole di Umberto Bossi e Roberto Maroni, che dal palco sventola delle buste contenenti diamanti di Belsito e dice: verranno dati alle sezioni più meritevoli. Ora si gira pagina, la festa a Pontida è finita, ma è atteso il Consiglio nazionale sabato prossimo, che potrebbe riservare dei colpi di scena. Le nostre infrastrutture e